Dopo 3 edizioni di giochi estivi a Chioggia, Bardolino e Caorle, tocca alla prima degli sport invernali. Falcade e Alleghe in Gran Spolvero si preparano ad accogliere 1200 atleti da tutto il Veneto che dal 14 al 16 marzo si misureranno nelle discipline invernali. Stamani in prefettura il CONI regionale ha anticipato l'evento che coinvolgerà anche un vero e proprio esercito di volontari. Ma, ha messo in chiaro il presidente Gianfranco Bardelle, non fosse stato per l'aiuto del consigliere Dario Bond non avremmo potuto organizzare tutto questo. Non vogliamo essere abbandonati dalla Regione. La Regione deve lo sport considerarlo come una materia indispensabile, una regione turistica, economica. 0 euro, tanto è quanto la seconda regione italiana per pratica dello sport mette a bilancio per sostenere l'attività sportiva. Inaccettabile per Gianfranco Bardelle, che ritiene ingiusto pensare che eventi come quello prossimo di Falcade e Alleghe possano essere organizzati solo grazie all'iniziativa e all'impegno di un singolo politico. Il nostro obiettivo è quello di portare i ragazzi fuori dalle strade, portarli attraverso lo sport a crescere sani, e questo certamente non è solo un compito che deve essere lasciato ai volontari. Una mano alla programmazione finanziaria regionale potrà darla la nuova legge regionale sullo sport, il cui iter è addirittura d'arrivo e che fotografa le diverse esigenze del settore. Va a dare una programmazione e una certezza a tutti i soggetti che fanno sport, sia per quanto riguarda le manifestazioni sia per quanto riguarda l'impiantistica sportiva. Una certezza che non vuol dire a 6 mesi, ma che vuol dire almeno a 3 anni, in modo che si possa sapere quanto si può contare in termini di finanziamenti e quanto si può anche puntare per quanto riguarda le manifestazioni. Ai giochi invernali del Veneto seguiranno nel prossimo mese di giugno i giochi estivi che si svolgeranno in Cansiglio.